Eccoci qua cari amici, buonasera a tutti. Ragazzi, qua vi sto per annunciare veramente un filmato da brivido, ragazzi. Guardate qua, siamo dal bravissimo Luciano, che in questi anni, anche lui un appassionato nostalgico, ha dedicato tanto tempo e tanta passione al recupero di questi veicoli, nel senso non sono andati allo sfascio, guardate qua, insomma, un po' per gli appassionati qua delle Fiat 1100, eccoli qua. Ragazzi, però quello che ci interessa a noi, intanto godiamoci un po' di ambientazione. Attenzione ragazzi, c'è il botto, Andiamo sul gran pezzo ragazzi. Adesso andiamo sul pezzo che vi ho annunciato, qua del bravissimo Luciano. Dunque, il pezzo è Fiat 640, che una volta era una corriera, ma è stata trasformata in veicolo per trasporto cavalli. Ragazzi, qua il bravo Luciano l'ha recuperata dopo anni e anni di intemperia, stava nel Veneto. Eccola qua ragazzi, una diretta da brivido, Guardate qua, la ex corriera trasformata in trasporto cavalli. Qua il vecchio Marvin ha detto: Luciano, non è che me la puoi far uscire. Eccolo qua, guardate qua che gran spettacolo, è la diretta un po' del vecchio Marvin, Godiamoci, vieni Luciano. Ragazzi appassionati qua di vecchie corriere, Fiat 640, come ha detto il bravo Luciano, una volta era una corriera, è stata trasformata in trasporto cavalli. Vi do una diretta veramente da brivido, Qua bravissimo Luciano, insomma, d'altronde sono anche quasi le 20, le 20 e siamo qua ai primi di maggio. Eccolo qua, gran spettacolo, bravo Luciano. Guardate qua che diretta pazzesca, Eccola qua, questo Fiat 640 che presenta tracce di ruggine, guardate qua. Però l'importante è che, come ha detto il bravo Luciano, lo ha salvato. Poteva andare allo sfascio, poteva andare dal demolitore, e qua il bravissimo Luciano, anche se ha tracce di ruggine, ha detto: questo non va al demolitore. Luciano, dimmi qualcosa, dai. Io ti dico una cosa, ascoltate lo scarico, questa è meglio della Sesta Sinfonia di Beethoven. È bravo Luciano. Sentite come gira questo motore, Grande. Questa l'ho salvata, era in mezzo a un campo. Ecco, bravo Luciano di qua. grano turco. Vai mo lì un attimo Luciano, che insomma ti inquadriamo qua, dai. Non sta a respirare tutta sta nafta. Eccolo qua, bravo Luciano. Questo è profumo. È profumo? Io vivrei tutta la vita in mezzo a questo odore. Odore, sì. Odore. Questo è un aroma. Un aroma pazzesco, eccolo qua. E praticamente tu l'hai salvata, stava in un campo di... Stava in un campo, ma di tantissimi ettari, con dei muli che giravano attorno, delle capre, delle anatre. Praticamente, guardate com'è ridotta. Sì. È rimasta decenni fuori. Decenni. Tu l'avevi vista o l'hai vista recentemente? L'ho vista 5 anni fa. Ah, 5 anni fa magari era già così ragazzi. Eccolo qua. E niente, qua Luciano qual è il suo futuro? Intanto... Il suo futuro è che intanto è salvata, nel senso che è al coperto. È al coperto. Io la tengo sempre, hai visto come va in moto? Sì. Fiat 640 del 1940? 50. Ah, del 1950? Ah, eccolo qua. Del 1950. Ecco, naturalmente se guardate il muso anteriore, vediamo, manca la mascherina, ma hanno messo su una mascherina del 42. Ah, del 42? Sì, perché nel 1960, quando l'hanno modificata, hanno pensato di migliorare l'aspetto della carrozzeria e l'hanno 642izzata. Ah, ecco. Ecco, quindi... La calandra riesce a recuperarla? Ce l'ho, ce l'hai? è dentro. E allora ragazzi qua
una piccola stuccatina, insomma non è che deve diventare nuovo per polo, no. Hai detto piccola? Sì, io esagero sempre, no? Secondo me bisognerà fare Sì, un contratto all'ingrosso con l'Inter, quello che fai lo stucco. Quello sì, ecco. Dico sempre così, quando dico piccola stuccatina effettivamente... Sì, noi vediamo molto benevolmente gli acciacchi di, effettivamente ci questi sono, mezzi. Ecco. No, ma io dico anche una cosa, non è che deve diventare perfettamente, cioè non è che dobbiamo farlo diventare maniacali. Sì. L'importante comunque dai, insomma. Sì, ma un mezzo così va fatto bene. Certo. Speriamo che il bravo Jimmy abbia. Di cosa dici non sai. E niente, vediamo un po' qua gli interni. Ragazzi, guardate qua sugli interni. Questa ex corriera trasformata in trasporto cavalli. La dedichiamo qua un po' a tutti gli appassionati di corriere e tutto. Ragazzi, è un pezzo pazzesco, questo. Eccolo qua. Guarda l'orologio, lo dedico qua dell'acqua, dell'aria, vedi di sopra? Adesso vado a vedere, qua sopra, sì, guarda qua. È tipico delle corriere di anteguerra e dell'immediato dopoguerra. Eccolo qua, guarda qua Joe, insomma, abbiamo fatto un bel record qua con il bravo Luciano, Guarda qua che spettacolo. È il suo originale, Cruscotto originale qua, 1950, Eccolo qua. Volante Fiat 640, cioè ragazzi qua. Ed era raduno questo, da presentarsi anche così, con le tracce di ruggine, Insomma, è un gran bel pezzo, ragazzi. Non l'avrei detto, quando mi hai detto non pensavo. Pensavo una cosa piccola, no? Invece... Ragazzi, bello. Fai sentire un po' di rombo qua, la gente che ama sentire il rombo qua, Guarda qua Joe, piccoli amici, appassionati qua di corriere, pullman, guardate qua. Andiamo a sentire qua il rombo. Vai, vai! Gigi, per te! Ragazzi, gran spettacolo qua, Bravo Luciano, spettacolo! Guardate qua, ragazzi, non avrei mai detto, eppure anche questa. Bravissimo Luciano che insomma alle 8 di sera è venuto qua, non avrei mai detto che facevamo questo report, Saluto il bravo Jimmy qua, ce l'abbiamo fatta Jimmy, Io dico che il futuro dipende anche un po' da te Jimmy, che è il figlio di Luciano, Jimmy, un appassionato anche lui di ferri vecchi, però è chiaro, qua c'è da metterci un bel po' di risorse, Speriamo che il bravo Lupo trovi qualcuno che aiuti Luciano qua a investire, Eccolo qua. Cosa c'è Luciano? Prende fuoco qualcosa? No, siccome ha una perdita. Ha una perdita? Di cotti, allora ci buttiamo dentro un po' d'acqua. Ecco. Ecco qua. Ho una piccola perdita ma se rimane ferma per tanto tempo. Vabbè, chiaro. Ragazzi, guardate qua che record, È il botto della sera questo, Bravo Luciano. Insomma, eccezionale qua, Guardate qua un po'. Guardate qua. Fiat 1500 qua, per il caro Max. Guarda qua. Anche questa salvata dallo sfascio, Purtroppo desta in queste condizioni. Qua caro Max c'è un po' di lavoro da fare, però qua il bravo Luciano ha messo da parte pezzi che appunto davano lo sfascio. Qua abbiamo una 600 Abarth, così dice lo scorpione. Guarda qua Max, lavoro per te qua. Spettacolo. E niente ragazzi, eccolo qua, Guardate questa 600 Abarth, così, porte controvento, poi non so se sia effettivamente Abarth o se hanno messo solo lo scorpione qua. Vediamo un po' qua. Ecco qua. E niente ragazzi, spettacolo qua, guardate qua, la 600, doppia marmita qua, pare che sia un Abarth,
trasformata, beh. A te Max la parola qua, spettacolo. Intanto bravo Luciano, eccolo qua, il nostro bravo Luciano che ha fatto qualche aggiunta. Adesso lo puoi mettere a nanna. Grazie di tutto Luciano, speriamo abbia futuro questo direi corriera, sempre una corriera, un'ex corriera che è stata trasformata. Era un'ex corriera, vero? Di linea faceva? E che zona è che faceva più o meno? Sempre qua? Nella provincia di Treviso. Nella provincia di Treviso, eccolo qua. Bravo Luciano. Meglio di così. Luciano, puoi metterlo dentro allora. Spettacolo, certo, grazie di tutto. Gio, cosa dici? Qua, bravo. Ho detto Luciano, speriamo che il lupo ci trovi le risorse. Ma sentite la porta. Sentite. Spettacolo! Eccolo qua. Bravo Luciano. Adesso la metto dentro. Bravissimo Luciano, guardate qua, eccezionale! Vuoi vedere dentro? Vuoi vedere dentro? Ma l'ho appena visionato. Ah, qua dentro! Esatto, giustamente. Questa è la maniglia di una Fiat Topolino C. Ah, maniglia della Topolino C. Della giardinetta. Della giardinetta. Sì. Ah, Ecco qua. ecco qua Qui l'allestimento. alloggiavano Cavalli qua già. Cavalli. Eccolo qua. Bel pezzo, insomma. E il tipo quasi quasi la mandava dal demolitore, Cioè, sì. Io l'ho salvata hai fatto bene, insomma. perché in coscienza non potevo. Bravissimo. Per quanto quando l'ho portata a casa, bravo. immaginate la mia consorte. Bravissimo. Cosa. Ecco qua. Bravo Luciano, bravo Luciano. Un saluto ad Alberto che insomma è un po' sulla linea di Luciano. La ruggine va salvata, giusto? Sempre. Bravo Luciano. Ce n'è tanta, Qui ce n'è tanta. Ce n'è tanta. Bravo Luciano, dai, mettila dentro. Guardate qua, spettacolo ragazzi. Da brivido, Saluto l'amico Alessio di Corchiano, Alessio Rocca, Giovanni Neri, Filippo, Roberto, Pasquale, tutti quanti, Patrizio Castelli, Mirko Fornasiero, Renato Bettini, guarda qua Renato, Scoop!